Salve amici, negli altri video ho parlato di movimenti dell'arte contemporanea fioriti a partire dagli anni 60 del Novecento, i cui protagonisti sono spesso artisti ancora oggi attivi o che ancora oggi hanno un mercato importante o in un'importante attività espositiva anche a livello, diciamo, quantitativo oltre che qualitativo. Ma per comprendere questi movimenti del secondo Novecento, ancora oggi attualissimi, è assolutamente necessario comprendere quali sono le radici della contemporaneità. Le radici della contemporaneità, almeno per quanto riguarda la storia dell'arte, le possiamo ritrovare in tutti quei movimenti, in quella temperie culturale e artistica che caratterizza sostanzialmente l'Europa dalla fine dell'Ottocento e in particolare dalla fine dell'impressionismo. Non è quindi un caso che oggi voglio parlarvi di ciò che viene subito dopo, per così dire, in una visione lineare che comunque non è corretto, in una visione per così dire hegeliana, ciò che viene dopo l'impressionismo, come dice il termine stesso, il post-impressionismo. Ma in particolare in questo video voglio parlare di Georges Seurat e del puntinismo. Georges Seurat e il suo puntinismo, pointillisme, va appunto inserito nel contesto del post-impressionismo, ma ho scelto di parlare nello specifico di Seurat perché nella sua ricerca artistica possiamo ritrovare degli elementi, in particolare la scientificità, l'approccio scientifico, degli elementi che ancora oggi sono presenti nell'arte contemporanea a noi, cioè nell'arte di oggi, nell'arte a noi contemporanea. Georges Seurat partecipa da giovane all'ultima mostra, per così dire, ufficiale dell'impressionismo, che si tiene nel 1886, e poi sviluppa una sua particolare visione dell'impressionismo stesso. Con lui si segna sostanzialmente il passaggio dall'impressionismo, quello chiamiamolo tradizionale che tutti noi conosciamo, che possiamo definire impressionismo lirico, all'impressionismo scientifico. Seurat non dipinge en plein air come gli impressionisti, per così dire, ortodossi, dipinge in studio, perché Seurat non analizza, Seurat non registra più in maniera diretta le emozioni del paesaggio, bensì egli analizza, potremmo dire in maniera mediata e meditata, le caratteristiche della percezione del paesaggio. Cosa significa tutto ciò? Alla pennellata impressionista, che rimane una pennellata lirica, appunto una pennellata alla prima impressione, Seurat sostituisce una vera e propria analisi del colore. La sua non è pennellata ma è punto colorato, realizzato così, appunto nella forma di puntino colorato, perché egli presupponeva, a partire dagli studi di alcuni ottici come ad esempio Chevreul, si presupponeva che il colore poi nella sua forma si andasse a configurare nella retina dello spettatore, nella retina dell'osservatore. Quindi sostanzialmente Seurat finisce per disintegrare il colore dipingendo, quindi dipingendo con questi puntini, e poi chiama l'osservatore e, per così dire, la retina dell'osservatore a configurare il colore finale, a creare nella propria retina la configurazione cromatica finale. Quindi qual è la lezione attuale contemporanea di Seurat? Innanzitutto dobbiamo dire che la pittura di Seurat poi influenzerà artisti che vengono subito dopo e che poi danno vita ad altri movimenti. Pensiamo a Signac, che continua e porta alle estreme conseguenze il puntinismo, ma pensiamo all'influenza che ha avuto il puntinismo sulla pennellata di Balla, di Boccioni, quindi sulla pittura futurista.
o anche l'influenza che ha potuto avere su alcune creazioni di Cézanne, ad esempio. Quindi, a parte però questa parentesi, l'elemento che ancora oggi, ecco, l'eredità fondamentale della scientificità dell'approccio alla pittura di Seurat è appunto questa volontà di approfondire l'arte da un punto di vista scientifico. Questo la si ritrova ancora in movimenti assolutamente attuali, basti pensare alla cosiddetta optical art, alla cosiddetta arte cinetica, e poi un altro elemento molto importante, ancora oggi vigente per così dire nell'arte contemporanea, è l'interazione tra opera e spettatore. Sostanzialmente Seurat chiamava lo spettatore a completare l'opera. Questa interattività tra l'opera d'arte e il fruitore verrà poi portata alle estreme conseguenze dalle prime avanguardie e poi soprattutto dalle cosiddette neo-avanguardie, ed è ancora un elemento che caratterizza molte opere, molta produzione di artisti contemporanei attuali, e che poi è stata anche teorizzata, ad esempio, in un fondamentale saggio dal titolo Opera aperta, dal nostro Umberto Eco. Quindi da questo punto di vista la lezione di Seurat è, dal punto di vista storico-concettuale, assolutamente da rivisitare, da recuperare, assolutamente di interesse per noi. Dunque, amici, vi rimando al mio canale YouTube, vi invito ad iscrivervi, a seguirmi anche su Instagram e sulla mia pagina Facebook Giuseppe Alletto Italian Artist, e soprattutto vi ricordo che chi ama l'arte ama una parte di se stesso.